20:10, buonasera telespettatori di Antena 3, come sempre, come ogni sera, dagli studi di San Biagio di Calalta per parlare con voi e con i nostri ospiti dei temi più importanti della giornata. Questa sera parliamo soprattutto di sicurezza, la domanda, la richiesta di sicurezza sulle strade, ma non solo, anche nei quartieri. Cercheremo di sviscerare insomma questa tematica in tutte le sue sfaccettature e lo faremo parlando con Roberto Grigoletto, vice sindaco di Treviso nonché esponente del Partito Democratico. Buonasera Grigoletto, e con Mario Conte, capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale a Treviso. Buonasera a tutti. Parliamo dunque di sicurezza, fra poco ci parleremo dei pattuglioni che stanno per partire come ogni estate a Treviso, ma parleremo anche di quali sono le problematiche dei quartieri di Treviso. Prima però di questo, visto che parliamo di sicurezza sulle strade, non possiamo non parlare di un evento di oggi, ovvero i funerali di Giuliano Babbo, il cinquantenne di Eraclea, che è stato purtroppo travolto, ucciso, si è trovato vittima innocente, coinvolto nello schianto provocato dai due, come sapete, i due cugini del Kosovo residenti nella Marca trevigiana, c'è stato un dibattito molto aperto in questi giorni su questa vicenda, se ne è parlato moltissimo. Oggi c'è stato l'epilogo, se vogliamo, almeno non giudiziario, ma l'epilogo per quanto riguarda la famiglia di Giuliano Babbo con i funerali di Eraclea, e il parroco è stato molto chiaro nella sua omelia. Allora sentiamo questo e poi torniamo subito in diretta. Una semplice bara, ricoperta da una cascata di fiori bianchi, in mezzo la sciarpa della Juve, la sua squadra del cuore, intorno Papa Giorgio e mamma Vittoria, le sorelle Sonia e Barbara e poi tanti amici e cittadini di Eraclea che in questo giorno di dolore hanno voluto salutare per l'ultima volta Giuliano Babbo. Il parroco durante l'omelia si rivolge più volte ai genitori, colpiti anni fa dal dolore lacerante per la scomparsa di un altro figlio, anche lui morto per un incidente stradale. Penso che Vittoria e Giorgio mai avreste pensato che a distanza di 24 anni, dopo Marco, anche Giuliano, mai avreste pensato di dover rivivere quel suono notturno del campanello. Durante l'omelia il parroco definisce la morte di Giuliano tragica e assurda. Non si rivolge mai direttamente ai due kosovari coinvolti nello schianto costato la vita al 53enne, mai fa riferimento alla corsa clandestina che, stando ad una prima ricostruzione, sarebbe alla base dell'incidente. Ma le parole che riecheggiano nella piccola chiesa di Santa Maria Elisabetta raggiungono comunque il cuore. Noi siamo qui a piangere Giuliano, che proprio per questa assenza di valori e di umanità ha perso la vita, per la superficialità, per l'irresponsabilità. Alla fine un appello perché la morte di Giuliano non venga dimenticata quando telecamere e microfoni si spegneranno. La giustizia sia seria in questo, sia capace di far emergere la verità vera e autentica, e per chiunque si è macchiato di questo crimine possa essere proposta una condanna giusta. Ecco, Roberto Grigoletto, una condanna giusta, sono parole importanti quelle del parroco, dure ma importanti. Sì, dure ma importanti e che sono assolutamente condivisibili, come è condivisibile anche il passaggio che il parroco faceva nell'omelia quando parlava di irresponsabilità. Ecco, penso che su questo ci sia la necessità e l'urgenza proprio di intervenire, diciamo a tutti i livelli, in tutti gli ambiti, da quello della famiglia a quello scolastico, a quello anche, diciamo, delle istituzioni, a quello anche politico. È importante sensibilizzare tutti i giovani, ma anche le famiglie, gli amici, le realtà educative, aggregative, sportive e quant'altro,
proprio in ordine alla pericolosità e ai rischi che si corrono, compromettendo la vita propria ma anche quella degli altri, come in questo caso. Ed è per questo che tra l'altro come amministrazione abbiamo deciso di introdurre dal prossimo anno scolastico in tutte le scuole elementari del comune degli interventi della polizia locale di educazione stradale, cioè degli interventi con i nostri agenti di polizia locale che andranno a spiegare appunto ai bambini come ci si comporta, e a partire proprio dai più piccoli, ma a questo punto credo che sia davvero urgente che anche le scuole superiori, le scuole medie, le scuole superiori e ripeto anche le società sportive ad esempio pensino proprio a dei moduli formativi di educazione stradale, più in generale di educazione civica. Mario Conte ha fatto anche discutere il fatto che siano stati scarcerati dopo 2 giorni, un'altra cosa che aggiunge rabbia insomma al dolore. Sì, assolutamente sì, credo che da questo episodio purtroppo ci sono 3 vittime. Il primo è sicuramente Giuliano, poi vorrei anche portare la mia solidarietà ai genitori che, come abbiamo sentito, sono per la seconda volta vittime, perdono il figlio, e quindi io credo che insieme a loro stiano morendo dentro anche loro, e quindi veramente faccio anche un appello alla comunità di star vicino a queste 2 persone, ma soprattutto per dello Stato, perché è evidente di una mancanza di uno Stato con delle regole severe e soprattutto con la certezza della pena. Non è possibile che dopo un episodio così grave, che ha tolto la vita al povero Giuliano, che ha tolto anche la dignità di una famiglia, dei genitori anziani, dopo pochi giorni siano già in libertà, e nemmeno loro dicevano, nemmeno il tempo dei funerali è bastato perché questi rimanessero almeno a pagare quel minimo di pena che è necessario. Poi veramente mi ha colpito il passaggio dove veniva citata l'assenza di valori, e credo che veramente qui bisogna aprire una riflessione molto importante, come diceva il vice sindaco, sia nelle nuove generazioni ma un po' in tutti noi, perché credo che un ritorno al passato, soprattutto da un punto di vista di valori, sia necessario e fondamentale, perché altrimenti questa non è più accettabile che si possa oggi morire in questo modo come il povero Giuliano, insomma. Ecco, sicurezza purtroppo capita anche di, vedremo se sarà poi accertato, di imbattersi nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, magari in una corsa, ecco, in una corsa clandestina. Vedremo se sarà accertato poi questo elemento che ancora non è definitivamente accertato. La sicurezza però sta anche in altro e sta anche nei controlli, nei maggiori controlli da parte delle istituzioni. Allora, veniamo a Treviso, perché questo è un fatto che quello di Eraclea che riguarda un po' tutti, ma entriamo nello specifico di Treviso. Perché? Perché parliamo della sicurezza che ci si appresta a garantire nelle prossime settimane. I pattuglioni per Treviso, ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Allora, quando partiranno e come saranno sviluppati, Ricoletto? Partiranno alla metà di giugno e si concluderanno a settembre. Il periodo estivo purtroppo ai noi è sempre quello più delicato e rischioso dal punto di vista degli incidenti e degli incidenti stradali. Ci si muove di più. C'è più libertà, diciamo, anche di movimento, perché si è anche in ferie eccetera, c'è anche più gente che gira per le strade, e quindi abbiamo constatato che questa è la fase, diciamo, dell'anno più delicata e più sensibile. Per questo allora abbiamo riconfermato i pattuglioni composti da agenti di polizia locale, dai 4 ai 6 agenti, oltre alle normali pattuglie in servizio, che presideranno le nostre strade con gli strumenti dell'autovelox, del telelaser e del targa system, che è quel nuovo sistema che permette di fatto all'interno dell'abitacolo dell'auto della polizia locale di rilevare subito che le auto siano in regola, e quindi questo è importante perché consente anche di controllare un maggior numero anche di automobilisti e di vetture. Dove si svolgeranno attività i pattuglioni? Non solo in centro a Treviso? Non solamente in centro, anche se il PUT ovviamente è quello più attenzionato, in tutte quelle strade dove noi abbiamo rilevato nel tempo esserci un livello di velocità superiore, però come giustamente lei ricordava, non soltanto nel centro ma anche nei quartieri, perché ci sono strade che ci vengono segnalate dai cittadini dove effettivamente si corre troppo, no? Tanti ci chiedono di installare ad esempio dei dissuasori di velocità. Purtroppo, ecco, io
lo ripeto sempre alle persone che chiedono, giustamente, perché anch'io di primo acchito invocherei questo tipo di intervento, ma purtroppo il codice della strada non permette di, soprattutto su strade statali dove ad esempio corrono poi anche i mezzi di soccorso, ad esempio, questi strumenti, diciamo, questi dissuasori non sono possibili. Allora l'unico modo è quello di intervenire proprio attraverso il pattugliamento e attraverso gli strumenti appunto della rilevazione della velocità. Accanto a questo naturalmente dovremo vigilare anche che chi si mette alla guida non sia sotto gli effetti dell'alcol o delle droghe. Servono questi pattuglioni, Conte? Beh, sicuramente avranno un buon risultato, perché si rendono necessari soprattutto in questi periodi dell'anno. La preghiera che faccio è che sia un'azione preventiva e non punitiva, nel senso che noi dobbiamo lavorare per sensibilizzare soprattutto la fascia più giovane affinché si metta in strada in condizioni di lucidità e corra in modo responsabile. Quindi è sicuramente necessario intervenire oggi, perché purtroppo la situazione è un po' sfuggita di mano, quindi i pattuglioni sono necessari. Però è fondamentale un lavoro alla base che vada a sensibilizzare per prevenire, perché purtroppo molte volte nemmeno i pattuglioni possono evitare alcune tragedie che avvengono nelle strade. Quindi sono sicuramente uno strumento che può essere efficace, se però sono accompagnati da una grande attività di sensibilizzazione e di formazione di questi ragazzi e di tutte le persone che in realtà si mettono alla guida. Abbiamo parlato di sicurezza stradale, ma nei quartieri l'opposizione incalza da tempo, c'è anche un altro tipo di problema, di altro tipo di sicurezza, legato al degrado, legato ad altre situazioni. Voi state facendo un report costante dell'opposizione? Ma sì, noi siamo assolutamente non contenti da un punto di vista della sicurezza in città, tanto che io sono anche il firmatario di una mozione di sfiducia nei confronti del vice sindaco, perché ritengo che la sicurezza a Treviso sia un po' sfuggita di mano per tutta una serie di motivi. Però non ultimo il report appunto che stiamo facendo, che è nato soprattutto su iniziative dei cittadini che ci contattano, perché i quartieri in particolar modo sono diventati veramente, soprattutto nelle ore notturne, delle zone franche, dove lo spaccio e il racket di qualsiasi genere, dall'accattonaggio alla prostituzione, ormai la fanno da padrone. Io stesso mi sono recato su un parco pubblico alle 22:30 e veramente in modo assolutamente spudorato. Che parco era? Il parco alla Madonnina, che tra l'altro avevo presentato una mozione per chiedere che venisse ampliata, estesa l'ordinanza antidegrado anche su quel parco là, ma puntualmente mi è stata bocciata, ma confido che lo faranno nella prossima modifica dell'ordinanza, perché capisco che non possono darmi ragione, però dopo in cuor loro sono sicuro che agiranno per arginare questo fenomeno. Però la cosa preoccupante è veramente che durante soprattutto le ore notturne o comunque prima dell'imbrunire i quartieri diventano delle zone franche e noi non possiamo più accettare questa situazione, e quindi chiediamo a gran voce al vice sindaco, l'abbiamo chiesto fino ad oggi, onestamente grandi risposte non abbiamo ottenute. La nostra intenzione è quella già la settimana prossima di andare a incontrare il questore. Grigoletto, è così? Non ha ricevuto risposte soddisfacenti? Le risposte sono quelle dell'azione amministrativa. Ovviamente fa bene il consigliere Conte a ricordare che sulla sicurezza è il questore il responsabile della sicurezza in città, quindi fanno bene certamente a rivolgersi anche al questore. Però devo dire che con il questore e con il prefetto noi siamo in assoluta sinergia, lavoriamo insieme, abbiamo stilato un patto per la sicurezza proprio con la prefettura e la questura. Le pattuglie sia di carabinieri che di polizia dello Stato lavorano insieme alle pattuglie della polizia locale, quindi siamo in perfetta sintonia e collaborazione. Oltre a questo, e perché anche c'è bisogno ovviamente di un controllo, di un presidio capillare del territorio, perché non è possibile immaginare di avere un vigile per ogni abitazione, noi stiamo allargando sempre di più l'esperienza del controllo del vicinato, e devo dire che questa è una risposta importante, perché molte segnalazioni proprio dai quartieri ci sono arrivate proprio grazie alla segnalazione dei cosiddetti controllori del vicinato, che hanno consentito alle forze dell'ordine di avere poi una ricostruzione anche di avvenimenti, di fatti, di episodi che hanno spesso portato appunto a sventare in alcuni casi alcuni episodi appunto di infrazione da parte di malintenzionati, ma che hanno poi consentito anche di prevenire poi
poi episodi spiacevoli. Quindi noi andiamo avanti su questa strada, determinati e convinti. Certo, ovviamente io capisco benissimo, e chiudo, l'opposizione, in particolare la Lega, sta puntando molto per motivi elettoralistici sulla sicurezza. C'è anche, come sempre ha detto il prefetto, e lo ricordo, in tutti quanti i tavoli per l'ordine e la sicurezza ai quali io partecipo, c'è, e qua anche qui è una questione di responsabilità, di badare alla percezione della sicurezza, perché nel momento in cui si alimentano, e spesso purtroppo non è il caso del consigliere Conti ma di qualcun altro, si diffondono anche notizie ed episodi assolutamente infondati e che non sono accaduti, questo ovviamente intimorisce inutilmente e allarma in maniera inappropriata i cittadini. Quante volte hai sentito parlare del centro come del Bronx? Ne sentivo parlare sinceramente anche quando ero io all'opposizione nello scorso mandato. Devo dire che in alcune zone della realtà, come in ogni città, e parlo delle zone limitrofe alla stazione dei treni e delle corriere, certo ci sono, perché lì affluiscono ovviamente i giovani, poi tutta la provincia, ci sono ovviamente in particolari giornate della settimana, il sabato soprattutto, ci sono delle concentrazioni di giovani e spesso capitano insomma questi episodi. Sinceramente però dire che Treviso sia il Bronx, o che almeno alcune zone di Treviso siano il Bronx, francamente mi sembra, non vorrei essere esagerato, ma mi sembra un po' ridicolo, ecco, no. E non penso sia questo insomma la vera realtà, ecco. Però il vice sindaco non deve fare paragoni errati. Noi con il nostro, nei 20 anni della Lega, Giancarlo Gentilini, che era soprannominato lo sceriffo non a caso, comunque aveva garantito e ci aveva abituato a uno standard di qualità e di sicurezza molto elevati. Quindi se il parametro oggi la gente lo percepisce più basso, un motivo ci sarà. Volevo anche sottolineare una cosa, che poi andiamo in pubblicità. Sì, il 100% delle persone che io ho assistito con i miei occhi, e poi mi sono rivolto anche alle forze dell'ordine insieme ai cittadini che comunque l'hanno già fatto svariate volte, sono tutti richiedenti asilo o comunque persone di provenienza straniera, riconducibili probabilmente ai richiedenti asilo, che purtroppo finiscono nelle strade, nelle piazze senza un'occupazione e senza nemmeno un'opportunità di integrazione. Quindi anche qui sarà da aprire una forte riflessione, perché queste persone si mettono nelle mani del racket, dello spaccio e della microcriminalità. Parliamo subito dopo della pubblicità proprio dei profughi. A fra poco. Venti e 10, seconda parte, stiamo parlando di sicurezza a Treviso, abbiamo parlato della sicurezza stradale, parliamo della sicurezza dei quartieri. Inevitabilmente quando si parla di sicurezza in questo periodo si parla anche di richiedenti asilo, di migranti. Perché? Perché spesso è accaduto che durante i controlli della polizia locale in centro a Treviso siano stati pizzicati spesso non solo migranti, ma anche dei migranti a spacciare oppure a fare altre cose. Inevitabilmente la gente si chiede cosa sta succedendo. Ebbene, notizia di oggi, fra l'altro, sui profughi è che la commissione territoriale che sta esaminando lo status, le richieste di status di rifugiati a Treviso, vede su 500 domande esaminate, 200 respinte e 100 in sospeso, insomma più della metà che non hanno quindi di fatto il diritto ad essere considerati migranti e quindi ad essere in questa situazione. Sappiamo che a pochi passi insomma da Treviso c'è la caserma Serena. Allora ripartiamo da Mario Conte, la situazione, come si esce da questa situazione? Ma allora intanto questi dati certificano il fallimento delle politiche di integrazione di questo governo e di tutte le amministrazioni che continuano a sostenere queste politiche. Premiano viceversa tutte quelle amministrazioni e modestamente lo posso dire con orgoglio, soprattutto leghiste, che si sono rifiutate, ma per un motivo veramente umanitario nei confronti dei propri cittadini, ma di questi stessi ospiti che stanno arrivando, si sono rifiutate di accettare le condizioni della prefettura. Il risultato lo stiamo vedendo, ma la cosa più drammatica, oltre al fatto che vorrei verificarli questi dati perché a noi ci risultano ancora più negativi, però mettiamo che ci fidiamo, ma di quel gran numero, la maggior parte che sono stati scartati, questi avranno anche il diritto di far ricorso in questo paese. Cioè uno viene bocciato, tu non hai i requisiti, no, ma sono in Italia, quindi faccio ricorso. E probabilmente un'altra fetta di questi magicamente acquisirà lo status di rifugiato, e allora ci chiediamo, e chi anche dopo il ricorso non avrà diritto
allo status, non avrà le condizioni per essere un rifugiato politico, verrà rimpatriato? E la risposta è no, perché io sono stato convocato dal prefetto e la vera cosa drammatica è questa, che oggi non ci sono gli accordi internazionali con i paesi di origine per poterli rimpatriare, quindi di fatto mettiamoci in testa che il 100% delle persone che stanno arrivando nel nostro territorio rimarranno qui, chi con lo stato rifugiato e chi clandestinamente. Questa è una verità che viene nascosta, che però purtroppo andrà a ricadere soprattutto nelle tasche dei trevigiani nel caso specifico e degli italiani a livello generale, perché poi ci saranno le ripercussioni sul sociale, sulla sicurezza e sulla sanità del nostro territorio. Però qui si continua ancora a promuovere l'integrazione, l'accoglienza, io veramente non riesco più a capire dove si voglia arrivare e soprattutto come faccia la gente ancora a fidarsi di amministratori che stanno facendo di tutto per riempire le nostre città di queste persone. Rigoletto. Ma, mi pare di capire che siamo proprio ormai entrati pienamente nel clima di campagna elettorale, non è così, anzi io saluto con molta soddisfazione, anche per questo era l'impegno che avevamo chiesto alla Prefettura di assicurare, e cioè che ci fosse una valutazione di coloro che non avevano il diritto di restare e quindi che non potevano godere dello status, ed è importante il dato, 200 sono stati coloro che non hanno ricevuto questo riconoscimento. Non è vero che non vengono rimpatriati, del resto il Ministro Minniti ha anche anticipato i termini entro i quali la Commissione provinciale deve poi emanare il verdetto, insomma, e quindi allontanare chi non ha il diritto di rimanere. Fermo restando che ovviamente c'è il problema, che però non è un problema solamente che riguarda il Comune di Treviso, la Regione Veneto, è un problema mondiale, ecco, quindi non è che un'amministrazione di un colore o di un altro si trova, mi pare che anche a Oderzo, eppure non mi sembra che sia un'amministrazione di centrosinistra a Oderzo, abbia una situazione simile a quella di Treviso, quindi e lì governa la Lega, quindi adesso mettersi medaglie mi sembra che sia un po' improprio. Certamente però il problema esiste, dobbiamo andare avanti sulla strada di dare riconoscimento a chi ha davvero il diritto a rimanere e allontanare coloro che non ce l'hanno. Lavorare inoltre perché ci sia, e il sindaco Manildo su questo è stato deciso e andiamo avanti su questa strada, un alleggerimento importante, significativo della caserma Serena. Detto questo, e chiudo, vorrei replicare al collega Mario Conte, cioè dicendo che non è che siano le amministrazioni che si chiamano i profughi, dovremmo anche uscire da questo equivoco e da questa ambiguità. Capisco che è utile politicamente e elettoralmente, però non è che sia il sindaco che dice sì, mandate a me i profughi, non è così, perché anche la caserma Serena, che pure insiste in metà sul territorio trevigiano e metà su quello di Casier, non è una realtà sulla quale il Comune di Treviso può incidere e decidere. Perché? Perché è dello Stato, cioè è la Prefettura che del caso dovrà intervenire, e devo dire che su questo il sindaco, ma devo dire anch'io, anche scontrandomi, lo dico apertamente con il prefetto, più volte abbiamo chiesto che vengano rispettati dei limiti, perché sono d'accordo con Conte che bisogna limitare assolutamente la presenza di chi non ha diritto. Posso un attimo replicare? Sì, certo, no, certo. Perché siccome continuo ad essere provocato lo spirito di campagna elettorale e confermo che il sindaco Monildo è in piena campagna elettorale e lo sta confermando. Ci arriviamo fra poco. Sì, è che il sindaco dovrebbe occuparsi più dell'amministrazione e di amministrare bene la città, non di fare campagna elettorale. La campagna elettorale lasciala fare all'opposizione. E comunque quello che voglio dire io è che in piena campagna elettorale il sindaco promette che alleggerirà il peso degli ospiti all'interno della caserma Serena. Sbagliatissimo, e soprattutto non succederà mai. Tra l'altro voglio dire un'altra cosa. È vero che i richiedenti asilo ti vengono imposti in una struttura tipo l'ex caserma Serena, no? Però ci sono dei comportamenti che sono totalmente diversi. Per esempio, tra due amministrazioni che sono del centro-sinistra, che è quella di Casier, e di centro-sinistra, che è quella di Treviso. Prima che Minniti facesse quella follia di obbligare i sindaci a registrare e a rilasciare la carta identità ai richiedenti asilo, il Comune di Treviso, che è accogliente, che è integrativo, che ha un cuore enorme, ci aveva già pensato, ne aveva già registrati 516 all'anagrafe cittadina, rilasciando 379 carte identità, mentre Casier, pur essendo di centrosinistra, zero. Capite che c'è
una differenza proprio di approccio mentale a fare la sindaca Scardellato Oderzo. Ma la sindaca Scardellato Oderzo sta trovando delle altre soluzioni, proponendo delle modifiche del regolamento comunale per impedire che poi queste persone possano avere anche i requisiti per poter chiedere dei sussidi, perché il conto che abbiamo fatto a Treviso è semplice. Se queste 500 persone, 516 per la precisione, domani mattina richiedessero un sussidio al welfare di Treviso, l'80% dei fondi destinati per il sociale di Treviso dovrebbero essere destinati a loro. No, questa è matematica. Non è assolutamente così. Non è assolutamente così, non sta avvenendo questo e questo non avverrà assolutamente. Ci sono delle salvaguardie, diciamo così, e prima dobbiamo pensare ai nostri cittadini. E quali sono le salvaguardie? Sono cittadini di Treviso. Come del resto non è vero la questione... Sono cittadini di Treviso. Consigliere, non è vero nemmeno la questione di Casieri di Treviso. Cioè, a Casieri nessuno è andato a fare la richiesta, semplicemente, banalmente, nessuno ha fatto la richiesta all'ufficio anagrafe di avere la carta d'identità. Ma guardi, l'ufficio anagrafe di Casieri dista 200 metri dal comune. Va bene, una questione però è poi la carta d'identità, una questione della residenza, ma non entriamo in questo dettaglio, sinceramente. Parliamo della residenza tra l'altro sulle carte d'identità, lei sarà buon testimone comunque che io per primo ho detto bene ottemperare alla legge, però cauti, perché l'idea è quella di cambiare questa normativa, sulla quale anch'io mi trovo d'accordo con lei. Però non è dello stesso parere dell'assessore Cambino, che continua a rilasciarlo. Beh, comunque poi alla fine... Siete parte della stessa va bene, squadra. ma questo devo dire che poi non si è proseguito oltre, anche perché poi c'è stato un cambiamento di normativa e quindi... No, però scusi, da quando lei ha detto basta carta d'identità, nel giro di un mese ne avete fatte 100 in più. No, quindi evidentemente dovete un po' dialogare maggiormente. Capisco che a voi non piace dialogare con i consiglieri comunali, soprattutto quelli di opposizione, poco con quelli di maggioranza, ma almeno in giunta dialogare. Ma allora facciamo così, allora se ci confrontiamo, a me va benissimo, però confrontiamo su dati oggettivi e veri e non su slogan e su battute, dando numeri ai telespettatori che non corrispondono alla realtà, perché è facilissimo quanti iscritti ci sono alla residenza anagrafica? Sinceramente, guardi, o parliamo di dati, parliamo di dati, mi dica lei quanti sono iscritti alla residenza. La normativa, noi abbiamo invocato un cambiamento di normativa, lo sto dicendo, anche noi, anch'io, anche l'amministrazione siamo d'accordo, il sindaco in primis, quando le dico il sindaco penso che sia più che sufficiente, no? Per dire che su questo abbiamo sempre chiesto, ed è una delle prime cose che il sindaco Manillo ha chiesto al ministro Minniti, proprio di intervenire su questo, sulle carte d'identità. Certo, perché poi la preoccupazione è proprio quella, no? Di dover poi pensare a delle ricadute che non possiamo permetterci, perché sono il primo, in quanto assessore anche al sociale, sono il primo a dover preoccupare di cittadini che stanno effettivamente male, che hanno trevigiani, che hanno la necessità, il bisogno di un intervento, di un aiuto. Un secondo, volevo chiederle una cosa, perché è fresca di questi giorni, di 2 giorni fa se non sbaglio. C'è un primo risultato del controllo che avete fatto nella zona San Lazzaro, cioè il controllo, diciamo, il vigilante, tra virgolette, della cooperativa, sì. Noi abbiamo fatto un accordo, questa convenzione che prevede che vi siano degli operatori, degli educatori, diciamo, di strada, chiamiamoli così, della cooperativa e poi anche di un'associazione che si chiama Radio Club, che vanno a supporto, diciamo, della vigilanza nei parchi pubblici e nei giardini. Sta andando bene perché sono presenti appunto in forze nei principali siti. Abbiamo ampliato anche proprio 2 giorni fa questa convenzione con queste 2 realtà e prevede anche un intervento, diciamo, anche di sfalcio dell'erba, quindi un intervento di manutenzione, di decoro urbano. Ecco, voi però avete... Noi siamo dell'idea che bisogna incrementare le forze presenti nel territorio. Per poter far questo, noi, guardi, ho qui la mail, la richiesta, che però è rimasta anche questa inevasa, ma ormai, guardi, ho perso la speranza, del 16 novembre, dove chiedevamo appunto di poter fare un incontro come commissione, come consiglieri all'interno del comando della polizia locale per vedere se con una diversa organizzazione delle forze presenti era possibile garantire una maggiore presenza sul territorio, magari visto che c'è un'emergenza in corso, lasciando perdere qualche verbale e incrementando la presenza sul territorio, sicuramente si poteva creare un maggiore controllo, ma da parte di persone preposte poi anche a poter intervenire, perché a me va bene che ci sia il cittadino che manda il WhatsApp al vigile urbano, però onestamente preferisco vedere le divise e le macchine della polizia locale che girano per i quartieri di giorno e di notte. Sono poche. E ci sono. E comunque la richiesta che noi andremo a fare
che tra l'altro in campagna elettorale, giusto per tornare sempre sul tema della campagna elettorale, il sindaco Manildo aveva promesso era che il corpo della polizia locale sarebbe incrementato, ma probabilmente la lettera che doveva mandare al Fano non è nemmeno mai partita, quindi oggi ci troviamo probabilmente leggermente sotto organico, ma siamo convinti che con un'organizzazione diversa del comando si potrebbe garantire più presenza nel territorio. Abbiamo appaltato i servizi, parlava il consigliere Conte, ha fatto un bel esempio, quello dei verbali, abbiamo appaltato proprio la verbalizzazione a una società esterna per liberare gli agenti che per anni, quando governava la Lega, erano costretti a stare negli uffici. Li abbiamo presi e messi in strada e abbiamo appaltato a una società esterna questo compito di verbalizzazione, liberando quindi i vigili. I vigili sono presenti, abbiamo continui riscontri dei cittadini che ci dicono siamo contenti perché li vediamo a piedi, li vediamo in bicicletta, li vediamo in giro, non solo in auto, perché non dobbiamo vedere l'impianto e ci sono anche, infatti, e ci sono anche i quartieri, perché il consigliere Conte forse ignora che abbiamo riorganizzato anche la presenza dei vigili di quartiere. Dopo certo ha ragione il consigliere Conte, il controllo del vicinato non significa che il cittadino deve affrontare la situazione, deve solamente segnalare e guai, noi avvertiamo subito che non devono essere i cittadini ad affrontare direttamente il malintenzionato, ma affidarsi alle forze dell'ordine e ricordo non solo polizia locale, ma insieme questo lavoro lo facciamo con i carabinieri e con la polizia di Stato. Chiedo alla regia un minuto solo per fare una domanda flash, perché avrei voluto affrontarla con più tempo. Abbiamo echeggiato la campagna elettorale, la macchina organizzativa di fatto per l'anno prossimo a Casugana è già partita, anche se si parla in questi giorni delle elezioni dell'11 giugno, ma tutti guardano a Casugana 2018. Il sindaco Manildo è già il candidato del PD e fra l'altro in questi giorni è uscito questo sondaggio della società Wimpol che dà Manildo al 66% con un PD al 34%, una Lega al 19%, Forza Italia al 8%, quindi un Manildo che ha una scia forte e pare che questo sondaggio sia precedente al raduno degli Alpini, sì, quindi insomma... Dal 2 al 9 maggio. Allora, Manildo è candidato, quindi Manildo c'è già. Il centrodestra che fa? Ma allora una battuta su questi sondaggi, aspettiamo di vedere cosa diceva veramente questo sondaggio, perché questa che voi avete pubblicato è un'interpretazione del PD cittadino, che ci risulta essere anche sbagliata, perché se danno una società Lega... Wimpol, esatto, la società è la stessa società che ci ha dato dei risultati esattamente opposti a noi, comunque vedremo quando il PD avrà il coraggio... Li dovete tirare fuori. Noi li abbiamo già tirati fuori, quando il PD... ma perché il nostro interesse non era quello... pubblicateli, allora, pubblicateli. Guarda, facciamo così, quando voi pubblicate i vostri avete fatto prima, noi pubblicheremo voi comunque, che poi abbiamo già detto peraltro. Comunque siamo davvero in chiusura. I sondaggi che fa? Stiamo costruendo un percorso importante, una squadra, una forte coalizione e un'alternativa valida a questa amministrazione che non ci soddisfa per niente. Al momento debito verrà fuori anche il candidato. 3 secondi, Gentilini, come si risolve la questione? Gentilini è la Lega è Gentilini, quindi sicuramente l'amore per la città e l'amore per la Lega farà sì che tutte queste piccole tensioni che ci sono state verranno risolte. Lei ci crede? Ma no, assolutamente no, visto il trattamento che hanno riservato a Gentilini e mi pare proprio che questa sia assolutamente un'affermazione infondata. Lo vedo più preoccupato per la caldato. No, assolutamente. Ok, allora non c'è davvero più tempo, se no la regia mi uccide letteralmente. Io ringrazio Roberto Grigoletto, vice sindaco di Treviso, e ringrazio Mario Conte, capogruppo della Lega Nord. Grazie per averci seguito, noi ci rivediamo la prossima volta, ci rivediamo sabato.